Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Ci sarà nelle prossime ore un cambiamento del tempo che sarà dettato dallo sgonfiamento della figura di alta pressione che ha dominato, che sta ancora in queste ultime ore dominando il nostro territorio ad opera di correnti che provengono dall'Atlantico, ma queste correnti poi apriranno il viatico per aria più fredda che interesserà a partire dal fine settimana e inizio della prossima settimana anche parzialmente il nostro territorio, anche se pare che il nocciolo del freddo interesserà specialmente i territori dell'Europa centrale, soprattutto la Francia. Infatti con questa prima immagine volevo farvi vedere la differenza delle temperature che ci saranno in quota, che poi arriveranno anche fino al suolo, sull'Europa alla volta dell'inizio della prossima settimana. Possiamo notare dei colori sul blu più acceso in corrispondenza della Francia, e lì appunto sarà la zona in cui le temperature caleranno in modo più vistoso, si parla anche di cali attorno ai 10 gradi, da noi la differenza rispetto ai valori odierni saranno sui 3-4 gradi, quindi il grosso del freddo non prenderà appieno il nostro territorio, almeno sulla base delle ultime elaborazioni. E questo cambiamento del tempo si manifesterà anche sotto forma di precipitazioni, specialmente alla volta di domenica. Ci sarà un venerdì, un sabato di tempo tranquillo, sempre con nubi in transito, nebbie e foschie nelle primissime ore, temperature che non subiranno grossi cambiamenti, mentre alla volta di domenica potrebbe esserci un peggioramento del tempo che, come possiamo notare da questa ultima mappa, interesserà buona parte dell'Italia, un po' meno i settori adriatici, specialmente centro-meridionali, parzialmente meno la Calabria e la Sicilia, mentre sul resto del territorio ci saranno piogge, neve sulle zone pianeggianti del nord-ovest, mentre sul Veneto la quota neve potrebbe girarsi attorno ai 400 metri o leggermente più in alto. Comunque c'è un cambio del tempo di stampo invernale, il nocciolo del freddo, a differenza di quanto si ipotizzava qualche giorno fa, non sembra arrivare direttamente in Italia, però appunto c'è spazio ancora per le mosse dell'inverno anche nel corso della prossima settimana e fino anche tutto il mese di febbraio. Con ora concluso, ci sentiamo nel prossimo appuntamento previsto per l'inizio della prossima settimana.